Criminalità scatenata, giornata di rapine in Veneto. La prima è stata compiuta all'alba in via Bedin a Vicenza, ai danni di un orafo cinquantenne. Paolo Bertoncello, questo è il nome dell'uomo, era appena uscito dall'ufficio con la valigetta del campionario, contenente preziosi per 120.000 euro. Subito dopo il cancello è stato affrontato da un bandito travisato e armato di pistola. Ha cercato di resistere, ma è arrivato un complice e ha dovuto arrendersi. I due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. L'orafo ha chiamato la polizia, che ora sta indagando sul caso. Rapina anche a Quinto di Treviso, alla filiale della Banca Antonveneta di via Graziati. In azione anche qui due banditi mascherati e armati di pistola e taglierino. In banca ci sono due impiegati e una cliente. Intascano rapidamente alcune migliaia di euro e si danno alla fuga. Sono attimi di paura, la donna accusa un malore e viene accompagnata all'ospedale in ambulanza. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Treviso, che cercano riscontri con gli altri colpi andati a segno nell'ultimo periodo fra il Veneto e il Friuli. In queste ore gli uomini dell'Arma stanno controllando i filmati delle telecamere di sorveglianza.